Stretto di Hormuz, Stati Uniti non disponibili a accettare la chiusura. Egitto, per Mubarak ha domannata la pena capitale. Monti, non ci sono tabù, manco per l'articolo 18. Chemioterapia sbagliata, film in amore in Palermo. Benedica a tutti. Dopo che Teheran ha minacciato che in caso di nuove sanzioni dell'Europa e degli Stati Uniti l'Iran potesse chiudere lo stretto di Hormuz, l'8 di gennaio il segretario della difesa americano Leon Panetta ha risposto dicendo che gli Stati Uniti potessero reagire duramente. Lo stretto di Hormuz è assai importante perché ci passa un quinto di tutto il petrolio del mondo. Lo giorno 5 di gennaio a Cairo, lo pubblico ministero di lo processo a Mubarak ha domandato la condanna a morte contro lo vecchio presidente egiziano. Si domandava la stessa condanna pure per lo vecchio ministro dell'interno e per altri 6 collaboratori solo. L'accusa contro Mubarak è di aver incitato a ammazzare i manifestanti durante la protesta ante la piazza Tahrir. Continua pure questa settimana la guerra tra chi vuole eliminare definitivamente l'articolo 18 e chi invece pensa che sta riforma serve solo a permettere a tantissime imprese di stare in mezzo a una sciata a migliaia di lavoratori. Il presidente del Consiglio Monti dichiarò che a sta manovra non c'è a essere tabù. Dall'altro lato i sindacati dicono che non sanno usare due pesi e due misure, nel senso che quando al governo spetta dare o riconoscere certi diritti, Monti dice che non è possibile. Ma quando invece occorre elevare diritti e imponere sacrifici, i ministri ribadiscono che l'Italia non può più aspettare. Continuano gli argomenti del prezzo della benzina durante il fine di settimana. La media dei prezzi in tutto il territorio italiano arrivava a toccare la quota di 1,747 euro. In alcuni distributori dell'Italia centrale il prezzo arrivava a 1,813 euro. Il prezzo medio dello diesel è di 1,707 euro e in talo sud di 1,733 euro. La situazione in Sicilia è paradossale. Nonostante chi sia la regione principale produttrice e raffinatrice nazionale di carburanti, finì che aveva a pagare un prezzo tra le più alte d'Europa. Mentre l'ENI, alla faccia dello Statuto di Autonomia, continua a non pagare le tasse alla regione siciliana. Morì il 29 di dicembre, 3 settimane dopo la quarta dose di chemio al Policlinico di Palermo. A Valeria Lembo, di 34 anni, ci dettero, per un errore di digitazione allo calcolatore elettronico, 90 mg di una molecola chemoterapica invece delle 9 previste. Lo 7 di gennaio si confermò questa notizia. Ora ci sono 5 persone indagate. Lo passato lunedì 9 a Catania si presentava il movimento Forza Adurto, nato dall'unione tra diverse forze produttive dell'isola. In questa occasione si avanzarono le richieste principali che si vogliono fare al governo italiano: la diminuzione del costo del carburante, la regolamentazione dei pagamenti della committenza, l'abolizione del cartello imposto delle compagnie di assicurazione, una rete di infrastruttura adeguata. Lo movimento annunziava una grande protesta che avesse a bloccare la Sicilia dallo 16 al 20 di gennaio. Benedica a tutti. Palloni, domenica 8, ma la ripigliata di campionato per gli squadri siciliani della Serie A. Lo Palermo perdiu per CA1 in talu Barbera contro lo Napoli di l'ex Cavani. Pure lo Catania perdiu a Bologna P2-0. In tala prima divisione lo Siracusa pareggiò in casa con lo Latina e è sempre primo, un punto sopra lo Trapani, che vinciu a Prato. In tala seconda divisione lo Milazzo vinciu con lo Chieti e si allontana di parti vasci della classifica. L'1-9 a Zurigo la FIFA assegnò lo Palloni d'Oro 2011 allo giocatore argentino di lo Barcellona, Lionel Messi, che vinciu lo premio per la terza volta di fila come Michel Platini. Premiarono pure lo spagnolo Guardiola, come lo meglio allenatore di lo passato anno e lo tecnico di lo Manchester United, Alex Ferguson, per la carriera. Pallacanestro. In tale Lega 2, la passata domenica, lo Sigma Barcellona fece una grandi prestazioni e vinciu più 89-78 con la Fortitudo di Bologna, nobili decaduta di lo campionato. In tale divisione nazionali A, lo Capodorlanno vinciu con lo Matera.
Rugby. In tall'ottava giornata di l'eccellenza, sabato 7, lo San Gregorio Catania perdì un casa per 17-25, con la Lazio, in tallo scontro diretto. I laziali superarono i catanesi, che ora sono penultimi. Questo è tutto questa settimana. Ni vediamo lo prossimo venerdì. Salutiamo.